Lo scrittore e giornalista Curzio Soldano, originario di Sciacca, ha pubblicato un nuovo romanzo. Si tratta di A Viagem a Sicilia di Alberto Caeiro. Il romanzo è edito dalla casa editrice libreria portoghese Ler de Vagar ed è stato pubblicato in portoghese anche in Portogallo. Racconta un immaginario viaggio in Sicilia di Alberto Caeiro, un eteronimo di Pessoa, alla ricerca di risposte sulla sua non esistenza e gli incontri con personaggi storici che alla fine dell'Ottocento o inizio del Novecento hanno sostato o vissuto a Sciacca. A Curzio Soldano, giornalista e scrittore di Sciacca, pubblica un libro. Di che si tratta? È un libro che racconta un immaginario viaggio in Sicilia di un immaginario eteronimo di Fernando Pessoa. Come tutti sanno, Pessoa si inventò tutta una serie di personaggi, dandogli nome, cognome, data di nascita, data di morte e tutto. Uno di questi, fra quelli più importanti, è praticamente Alberto Caeiro. Su Alberto Caeiro non si era mai scritto niente praticamente e si sapeva solo la data di nascita e di morte, per cui inventarsi un viaggio in Sicilia di uno di questi personaggi di Pessoa e in particolar modo di Caeiro mi dava la possibilità di spaziare con la fantasia e portarlo ovunque io desiderassi. Quindi è venuto fuori questo romanzo che parla di Caeiro, accompagnato in Sicilia per un viaggio alla sua scoperta o riscoperta, pubblicato in portoghese, perché è stato pubblicato da un editore portoghese, dall'editore Ler de Vagar, che è già stato presentato al Festival de Óbidos nell'ottobre scorso e adesso a giugno saremo al Festival del Libro di Lisbona. Praticamente io immagino Alberto Caeiro che viaggia in Sicilia. Alberto Caeiro è un eteronimo, quindi è un personaggio che nella realtà non esiste, però Fernando Pessoa gli ha dato nome, cognome, data di nascita, data di morte e ha pubblicato libri di poesie con il suo nome, praticamente libri di poesie di Fernando Pessoa pubblicate con il nome di Alberto Caeiro. E allora io ho immaginato Caeiro che viaggiasse in Sicilia alla scoperta di se stesso, cioè la domanda di Caeiro è: io chi sono? Perché sono stato inventato e perché sono morto solo a 26 anni? Perché Pessoa quando Caeiro compie 26 anni lo fa morire, cioè in realtà Caeiro muore il giorno in cui muore Fernando Pessoa, però muore a 26 anni. E la cosa strana è che praticamente quasi tutti gli amici di Pessoa, quelli che lui considera amici, muoiono tutti a quell'età.